Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Buonasera Antonino, a te la linea. Grazie Natalia, amiche e amici miei, ma non dall'avventura. Buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata 1188 di oggi, giovedì 7 maggio dell'anno del Signore 2026. Cominciamo sempre ricordandovi di dare il sangue. In ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, videopillole e molto altro ancora. 340-670-9659 per le vostre zap o WhatsApp, oppure 0292947222 quando ve lo dirò io. Ma adesso, signore e signori, in rapida successione, l'implacabile Pierluigi Magnaschi con Diritto e Rovescio e poi il Qui Parlamento con Elisa Montemagni. E andiamo. Buon lavoro Natalia. Donald Trump, incurante delle buone maniere e delle conseguenze sull'elettorato cattolico americano, attacca da qualche tempo violentemente Papa Leone XIV, che però fortunatamente se ne guarda bene dal replicare. Il Papa invece va avanti per la sua strada anche con la nomina di nuovi vescovi che hanno le idee opposte rispetto a quelle di Trump. Il 1 maggio, ad esempio, ha insediato un ex immigrato clandestino, il salvadoregno Monsignor Evelio Menigna Ayala, per la guida della diocesi di Charleston. E nella stessa giornata ha designato come vescovo ausiliario di Washington, cioè la capitale degli Stati Uniti, il reverendo Robert Paul Boxy III, già cappellano della Howard University, la più odiata da Trump. Boxy III, avendo 45 anni, sarà il più giovane vescovo americano ed è anche il primo di colore da più di 10 anni.
Ha 3 lauree in ingegneria chimica e in legge conseguite negli Stati Uniti e in teologia a Roma presso la Pontificia Università Gregoriana. Entrambi i neovescovi hanno le idee opposte rispetto alla Casa Bianca. Il Papa evidentemente non risponde, ma si fa sentire. Qui Parlamento. Grazie Presidente, grazie ai colleghi. Stiamo per votare un decreto che interviene su una serie di interventi infrastrutturali di rilievo nazionale. L'intervento che stiamo per fare oggi è volto a rafforzare il coordinamento amministrativo e ad andare a superare i ritardi burocratici. In pratica stiamo facendo semplicemente quello che abbiamo promesso ai nostri cittadini: cercare di accelerare e di semplificare le opere che sono importanti e fondamentali per questo Paese. Sembrerà una banalità, ma non lo è, visto che in quest'Aula veniamo attaccati non perché non facciamo, ma proprio perché facciamo. Quindi io mi domando se le critiche che ci vengono rivolte siano critiche sensate o se siano frutto di un'operazione meramente strumentale, perché di solito chi fa, anche se a volte lo fa con qualche intoppo e deve rimettere mano al lavoro fatto, vuol dire che sta facendo. Il problema è quando uno non fa, come è successo esattamente nei governi precedenti, dove le infrastrutture sembravano essere in un cassetto accantonate e dove assolutamente non erano valutate la priorità dei governi a guida di centrosinistra e di quelli che oggi siedono all'opposizione. Quindi onestamente io credo che andare a cercare delle soluzioni che mettano a terra le infrastrutture che servono per il nostro territorio, che servono ai nostri cittadini, e non solo, voglio dire, perché comunque quando parliamo di infrastrutture non parliamo solo di strade, di cemento e di percorribilità, parliamo anche di sviluppo dei territori, parliamo di turismo, parliamo dello spostamento delle merci, parliamo di collegarci come per il ponte sullo stretto all'Europa, al nord Europa, in una progettualità che, come sapete, è ben nota, no? Anche a livello europeo, visto che è inserita nella rete TEN-T. E crediamo che andare a lavorare su alcune opere strategiche, cito gli interventi del decreto, quelli che ci qualificano ancora per l'attenzione, che sono il ponte sullo stretto come abbiamo detto, ma sono il traforo del Gran Sasso, sono le autostrade A24 e A25, la linea C della metropolitana di Roma, gli interventi legati ai grandi eventi, Olimpiadi Milano-Cortina, ma anche gli europei di calcio Euro 2032. Ecco, cercare di andare a risolvere le problematiche che ci sono su queste infrastrutture è semplicemente fare quello che un governo deve fare per dare risposte al Paese. Questo sta facendo il ministro Salvini, questo ha fatto, seguendo questo provvedimento, il vice ministro Rixi, questo è quello che stiamo facendo anche noi quando con gli emendamenti approvati al Senato abbiamo apportato dei correttivi e abbiamo inserito alcune opere che riteniamo strategiche per il nostro Paese. Il ponte sullo stretto, sappiamo benissimo che dovevamo superare i rilievi della Corte dei Conti. Con questo decreto noi lo facciamo, nuovi passaggi istruttori e amministrativi, coerenza tra istruttoria tecnica e valutazione economico-finanziaria per completare il procedimento e arrivare all'approvazione definitiva dell'opera. Oggi ci viene raccontato addirittura che il progetto non esiste. Ora, io posso credere qualsiasi cosa, ma che un progetto non esista è veramente vendere fumo ai cittadini pensando di avere degli interlocutori che hanno l'anello al naso. Per fortuna i nostri cittadini sono molto intelligenti e sanno benissimo che spesso quello che dice l'opposizione è frutto di speculazioni, ma che non è supportato assolutamente da fatti. E oltre però al ponte parliamo anche, e di questo nessuno dell'opposizione ne fa menzione in quest'Aula, delle opere connesse al ponte. Soprattutto del commissariamento, del commissario che è stato nominato la Rete Ferroviaria Italiana per andare a mettere a terra gli interventi ferroviari che sono collegati al progetto e che servono ovviamente principalmente le due regioni che collegherà proprio il ponte. Ci sono però in questo decreto anche ulteriori interventi e sono interventi che vanno da nord a sud Italia. Finanziamenti per opere che sono utili e strategiche, interventi infrastrutturali, manutenzione significa sicurezza, lo vogliamo ricordare a tutti qui dentro, sia sulla rete ferroviaria che sulla rete stradale. Andiamo di nuovo a implementare il fondo per la messa in sicurezza delle strade comunali,
quindi con lo scorrimento della graduatoria del 2025. Ci teniamo molto perché anche andare a sostenere gli enti locali per noi è fondamentale, soprattutto quelli che hanno necessità e che si trovano in difficoltà, perché sappiamo benissimo che spesso le casse comunali non sono così disponibili per andare a risolvere tutti i problemi, e sappiamo benissimo quanto la strada e la sicurezza siano fondamentali per chi amministra un territorio, quindi non solo per i sindaci, ma anche per tutti coloro che quelle strade le percorrono. La nomina di commissari straordinari serve, come si diceva, per superare le criticità e per andare ad intervenire su situazioni che sono ferme e che sono in stallo. Ecco, qui abbiamo sentito dire che non ci saranno i controlli. Io non lo so in quale paese si può pensare, o in quale paese l'opposizione può pensare che si facciano le opere senza che ci siano controlli. Non so chi possa pensare che non si faccia delle opere che magari possono essere addirittura pericolose, come qualcuno del 5 Stelle diceva prima, per i nostri cittadini. Ma veramente, ma stiamo scherzando? Ma siamo in un'aula che dovrebbe qualificare il paese tutto e ci mettiamo a parlare di patini e di pedalò paragonandoli al ponte sullo stretto. Ora, io, cari colleghi, vorrei riportare un po' tutti alla serenità, ma soprattutto ricordare che i decreti legge a volte sono urgenti, ma perché sono urgenti? Sono urgenti perché le cose prima non sono state fatte. E se è vero, quanto è vero, che mettere a terra le infrastrutture richiede tempo, proprio per le procedure giuste che devono essere seguite, e quindi non è che un ponte, una strada si costruisce in un mese o si fa da oggi al domani, è altrettanto vero che nei 20 anni prima che arrivasse questo governo nessuno si è occupato di infrastrutture. In un paese complesso, in un paese che è una penisola, in un paese che sappiamo geomorfologicamente è molto complicato per andare a mettere a terra le infrastrutture, ma certo è che noi non intendiamo fermarci davanti allo scoglio. Nessuno di noi ha intenzione di fermarsi come è stato fatto in passato. Noi abbiamo intenzione di andare avanti spediti per cercare di dare quelle risposte e per far crescere il nostro paese, perché infrastruttura significa sviluppo. Significa collegamento, significa dignità dei territori, significa andare a lavorare non solo sulla mobilità, ma significa lavorare sul turismo, sull'economia e sul commercio, perché per essere attrattivi servono le infrastrutture, e se questo paese vuole tornare a correre, le infrastrutture sono fondamentali. Quindi io voglio ringraziare nuovamente il ministro Salvini per il lavoro che sta facendo, voglio ringraziare i colleghi, anche quelli del Senato, per gli emendamenti che hanno apportato gli emendamenti che sono arrivati, e quindi le modifiche che hanno apportato a questo decreto, perché invece di andare a parlare e parlare solamente, noi siamo quelli che vogliono fare, e con i fatti porteremo a casa il risultato che i cittadini tanto aspettano. Grazie mille. Qui Parlamento. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Antonino, di nuovo a te la linea.
Grazie Natalia, alle 18:33 minuti e 23 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Stasera è tornata a trovarci la nostra Anna Maria De Luca. Parliamo un po' di storia locale, ma è la piccola storia che fa la grande storia. 3 libri, anzi 4, per scoprirla insieme. Vai pure Natalia, grazie. E allora, la mia ospite questo giovedì, conduttrice di questo giovedì, è come sempre la nostra Anna Maria De Luca, psicologa, esperta di questioni scolastiche, accanita lettrice, e questa settimana parliamo di un autore, diciamo così, come potremmo dire, fatto in casa, Gianni De Seta. Chi è Gianni De Seta, Anna? Sì, buongiorno a tutti. Guarda, oggi per me è un vero piacere avere l'opportunità di parlare di un autore che non è conosciuto appunto alle grandi masse, ma è uno di quegli autori che rappresenta, come dire, il cuore pulsante della lettera radicata nel territorio. Gianni De Seta è uno scrittore calabrese, è un ex sindaco, è un uomo di cultura molto profonda e soprattutto un instancabile cantore della sua terra. Adesso noi parliamo di questa sua trilogia di romanzi storici e sono 3 opere che formano un affresco straordinario di secoli di storia del Mezzogiorno d'Italia, visti attraverso gli occhi e le passioni degli abitanti di un piccolo comune tirrenico, Fuscaldo, che poi è anche il paese dove abitano i miei genitori, in provincia di Cosenza. Però Antonino, prima di entrare nei libri, volevo un attimo spiegare chi è Gianni De Seta, come tu giustamente hai chiesto, perché le sue opere non possono essere lette in astratto, proprio perché nascono da una vita intera spesa al servizio della comunità e da una conoscenza capillare del territorio, quindi da un amore autentico per la storia locale, proprio quella storia, diciamo, minore che spesso viene travolta e dimenticata dalla grande narrativa storica nazionale, che come dici sempre anche tu, la storia viene fatta dagli uomini, no? Esatto, le piccole storie che fanno la grande storia. E mi permetto di aggiungere una cosa a quello che stai dicendo tu. Nei nostri paesi, e sia lode a loro, ci sono degli esseri straordinari, io non riesco a definirli in altro modo, che a un certo punto della loro vita decidono di andare a infrattarsi dentro gli arcivescovadi, nelle parrocchie e così via, e ci vanno perché vogliono ritrovare la storia, e quindi scartabellano carte del 600, carte sopravvissute a terremoti e così via, per dare un'immagine del paese, per raccontare quello che noi siamo, e lo fanno gratuitamente. E secondo me gente così dovrebbe essere davvero patrimonio mondiale dell'umanità, per la generosità che ci mette. Prego. Esatto, perché allora, considera che lui è del 39, quindi potrebbe anche stare bello tranquillo in pensione a casa, invece di mettersi a fare ricerche, a scrivere. Invece continua a trasfondere questo amore suo per la sua terra in questi romanzi che sono davvero molto belli, molto interessanti e scritti molto bene. E quindi ti dicevo che la sua non è stata una vita da intellettuale chiuso nella Torre d'Avorio, ma al contrario, De Seta è un uomo profondamente inserito nella vita civile e politica del territorio. È stato per molti anni consigliere comunale, è stato sindaco per 22 anni, pensa, dall'83 al 2005. E questo suo essere politico in un paese piccolo è proprio la chiave per capire il suo rapporto con la storia locale, perché sai, un sindaco non è che governa solo in astratto, cioè gestisce, un sindaco vero dico, no? Gestisce il territorio, conosce i problemi, incontra i cittadini, rende viva la memoria della collettività, e lui quindi ha vissuto Fuscaldo dal di dentro, ma con la responsabilità di chi deve tenere viva la comunità. E quindi questa immersione totale nella realtà locale, insieme alla passione storica che ha ereditato dal padre, che è un grandissimo storico, e insomma, questa immersione totale è diventata la sua materia prima letteraria. Infatti l'altra sera parlavo con lui e con la moglie, a cui tra l'altro ha dedicato il secondo romanzo con una dedica d'amore bellissima, non so se hai avuto modo di vederla. E sì, poi l'ho trovata, mi rendevo devo conto... dire la verità, commovente. Mi permetto di leggerla ai nostri ascoltatori. Ad Antonella, a cui rivolgo il mio ultimo canto col cuore colmo d'amore. Bellissimo. Sì, c'è una finezza, no? Una finezza intellettuale ma anche d'animo molto rara.
molto rara che traspare benissimo in questi romanzi. Prima della narrativa, De Seta si è affermato come saggista, ha scritto numerosi saggi sulla Calabria, sulla sua storia e anche sulle sue contraddizioni. E poi ha scritto anche una raccolta di acrostici che si chiama Tramonto di fuoco, dedicata appunto agli affetti, ai luoghi, alle tradizioni di Fuscaldo, ma quella è un'opera diciamo più intima, quasi poetica, lirica, no? Invece questa trilogia di cui ti volevo parlare è proprio un grande progetto narrativo, perché sono 3 romanzi ambientati in 3 epoche diverse, Sì. con un filo conduttore, no? Che è il rapporto tra una piccola comunità del sud e la grande storia che la attraversa, la colpisce e a volte anche la travolge. Quindi sono 3 romanzi indipendenti ma che costruiscono un mosaico. Il primo si chiama La croce di sangue, affronta il Cinquecento e la tragica vicenda del massacro dei Valdesi di Guardia Piemontese, che è una storia che tu conosci benissimo, che forse i nostri ascoltatori non hanno molto presente. E fu un episodio di grande intolleranza religiosa che vide anche la responsabilità del comune di Fuscaldo, e lui spiega bene come andarono i fatti. Il secondo si chiama La conchiglia d'argento e ci porta invece nel Seicento e nella grande rivolta di Masaniello, quella sollevazione popolare napoletana del 1647 che agita tutto il sud e che vide un contingente di fuscaldesi schierarsi dalla parte del popolo. E poi il terzo libro, Bagliori nel sole, chiude la trilogia con il Risorgimento, quindi quella stagione di eroismi, inganni e speranze che portò all'unità d'Italia e che anche Fuscaldo visse con passione, mandando i suoi abitanti, i suoi figli a combattere con Garibaldi. Quindi sono 3 secoli di storia, 3 grandi fratture della modernità italiana e meridionale, ed in ognuno di questi libri al centro della narrazione ci sono personaggi fuscaldesi concreti, appassionati, spesso divisi tra realtà diverse, sempre alle prese con le forze che li sovrastano. Quindi diciamo che credo che la scommessa letteraria di De Seta sia proprio quella di raccontare la grande storia dal basso, dalla prospettiva di chi la storia la subisce più che la fa. Che è un tema a te molto caro. Esatto, è un tema che poi in fondo, se tu vuoi, c'è anche molto atteggiamento di una certa Calabria, di un certo modo di vedere la storia, di vedere gli eventi, cioè il fatto di essere incudine e non martello. E l'essere incudine e non martello significa anche che tu diventi il coro di ciò che sta accadendo, come nella tragedia greca. E però il coro, che apparentemente è anonimo perché è fatto di tante persone, tu non riuscirai mai a dare nome a tutti quelli che fanno il coro nella tragedia greca, in realtà è il vero protagonista. Perché? Perché è la coscienza critica, è quello che dice, che sottolinea i passaggi, che li commenta, che li subisce, ma anche in un certo senso si prende la rivincita perché esso sopravvive ai fatti della tragedia, così come sopravvive ai fatti delle rivoluzioni, così come sopravvive ai fatti dei vari cambiamenti e scossoni storici, dei terremoti e così via, altrimenti noi non saremmo qui. Sì, infatti, e poi è molto bello anche per le future generazioni, no? Imparare, scusami, sono molto raffreddata oggi, imparare a guardare i posti, anche da turista, leggendo le tracce della storia. Per esempio, Guardia Piemontese, che è il luogo di ambientazione del primo romanzo, se tu oggi vai a Guardia c'è ancora la Porta del Sangue, il Museo Valdese, le strade in doppia lingua, in lingua occitana, che è questa antichissima eredità che è rimasta, no? La lingua che è ancora parlata a Guardia, appunto piemontese, che a oggi è ancora testimonianza viva di una comunità che sopravvisse alla strage. E tu pensa che a quella strage dei Valdesi contribuì il marchese di Fuscaldo, che si chiamava Salvatore Spinelli, che ancora oggi è sepolto nella chiesa di San Francesco di Paola accanto alle reliquie di San Francesco, che è una cosa che devo dire a me da piccola impressionava molto, ma anche oggi a volte succedono nelle chiese queste cose strane, no? Anche a Roma abbiamo visto, no, di personaggi Sì, di De quantomeno Pedis controversi. Esatto. Sì, pensavo giusto a lui. Beh, ma questo è il delirio baronale, se permetti. Questo è in fondo alle radici anche di un certo modo di pensare che purtroppo è rimasto dalle nostre parti, cioè il potente che in quanto tale l'unica regola che ha, l'unico qualcuno al di sopra di se stesso è soltanto Dio.
e se lui è il potente bisogna prestargli omaggio, perché sarà lui che ti permetterà di avere la possibilità di vivere, di lavorare, di ottenere qualcosa dalla vita che in realtà ti spetterebbe di diritto. E anche questo ti dimostra, ti dice come l'idea del potere, del potere senza freni soprattutto, sia in fondo poi alla base anche della sua degenerazione, che è l''ndrangheta e così via. Ma il marchese, autore di una strage del genere, sepolto non lontano dal santo, che, visto che parliamo di sangue, davanti al re di Francia taglia, spezza in due una moneta e ne esce sangue e grida di dolore perché sono i sudditi oppressi. Beh, anche a me questo sembra uno di quei controsensi della storia che probabilmente Leonardo Sciascia ci avrebbe perso il sonno. Sai, poi è strano che ne parliamo proprio oggi, perché queste sono giornate dedicate a San Francesco di Paola, no? Che è il patrono regionale della Calabria, quindi tu giusto oggi stai giustamente raccontando questo episodio avvenuto in Francia della vita di San Sì. Francesco, quindi vedi, niente avviene per caso. No, non Come accade. dicevi tu? Sì. Non accade affatto per caso. In realtà i libri si parlano tra di loro e una seria indagine poliziesca deve dimostrare che i colpevoli siamo noi, dice Umberto Eco nelle postille al nome della rosa, ed è proprio così. Scusami, io indulgo ogni tanto in queste cose, scusa. No, è sempre bello parlare con te di libri, ma guarda, infatti come dicevi tu, mi riallaccio, questo primo romanzo è proprio un atto di denuncia storica, ma anche un omaggio alla parte migliore della comunità fuscaldese, cioè quella che si oppose, che non accettò di essere complice di questa grande tragedia, ma che cercò di preservare la propria dignità. Infatti la croce di sangue nel titolo è proprio la croce dei valdesi martirizzati, ma è anche il peso della colpa che grava sulla storia di Fuscaldo, perché Fuscaldo era un paese orgoglioso e ribelle che cercò di opporsi al marchese, al viceré inutilmente, e che però col coraggio, in questo romanzo, in questo coraggio, la bandiera del riscatto è fidata a un giovane fuscaldese che diventa simbolo del riscatto morale. Infatti il punto di innesco narrativo di questo primo volume è proprio la vergogna storica dell'inganno che fece il marchese Salvatore Spinelli di Fuscaldo, che permise alle truppe del Caracciolo di entrare a guardia senza incontrare resistenza e di uccidere tutti i poveri valdesi. Adesso faccio un attimo una parentesi per chi magari non ricorda questo pezzo di storia, ma siamo nel 500 in Calabria. La Calabria era un territorio del viceregno spagnolo di Napoli, piena controriforma, quindi inquisizione temuta, forte, repressione religiosa, e in questo clima a guardia c'erano i valdesi che si erano rifugiati nei secoli precedenti arrivando dalle Alpi piemontesi e provenzali e si erano appunto insediati a guardia e avevano aderito alle idee riformiste, quindi non avevano una fede cattolica. E nell'epoca della Controriforma questo era veramente un grande problema. Così il viceré di Napoli decide di intervenire con la forza e nella notte del 5 giugno 1561 si consuma uno dei più sanguinosi episodi di persecuzione religiosa della storia calabrese. Cioè le truppe guidate dai fratelli Caracciolo penetrano nella di guardia piemontese, incendiano la casa e massacrano tutti, tant'è che oggi la Porta del Sangue, siamo ancora a Porta del Sangue perché si diceva che il fiume scorreva nelle strade proprio a fiumi appunto. E questo paese, tant'è che guarda, sai che per esempio con le scuole c'è il problema del ridimensionamento perché non nascono abbastanza bambini. Per esempio il fatto che ci sia una minoranza linguistica riconosciuta salva ancora oggi la scuola, cioè la scuola di Guardia Piemontese non chiuderà mai perché è una minoranza linguistica, quindi per dirti quanto valore ha ancora oggi preservare una lingua e preservando la lingua preservare anche il ricordo di una grandissima ingiustizia, no? Sì, passata. Che poi, parlando di religioni, qui siamo a Fuscaldo ed era dei Valdesi. 30 chilometri più a nord c'è Traro e comincia tutta la Riviera dei Cedri e lì parliamo di ebraismo, quindi sì. che peraltro è più o meno nello stesso periodo. È stato un momento storico
in cui la Calabria accoglieva diversità culturali, religiose e così via, e questo sarebbe quasi Rinascimento, se non fosse che siamo ancora nel Medioevo. Comunque, prego. Valdesi avevano grandi rapporti commerciali con gli ebrei, erano bravissimi con la tessitura, insomma una storia molto, era una storia ricca, e ovviamente ogni volta che una popolazione diventa ricca diventa anche obiettivo di chi quella ricchezza se la vuole prendere, spesso con il motivo della religione, no? Assale, distrugge, uccide. Certo. Comunque questo primo romanzo pone già chiaramente il tema dell'intera trilogia, che è il rapporto tra il potere e il popolo, cioè tra chi decide la storia e chi la subisce. Quindi il viceré, il marchese e l'Inquisizione sono i grandi poteri che si abbattono sulle comunità indifese, però in mezzo a tutto questo ci sono degli individui che resistono, che scelgono diversamente e che pagano con la vita la propria integrità. Quindi lo sguardo lucido di De Seta racconta in questo romanzo, cioè De Seta sa che nella storia locale ci sono pagine di cui non essere fieri e non le nasconde, però proprio restituendo la complessità, quindi la vigliaccheria del marchese accanto al coraggio del giovane ribelle, proprio restituendoci questa complessità ci offre un ritratto onesto e toccante della condizione umana, perché alla fine quello che lui ritrae è l'animo umano. Esatto, esattamente. Senti, questo viaggio storico, no? Sì. Questo viaggio storico a te che cosa ha regalato? Ma una coscienza più approfondita di quello che c'è stato, di quello che è passato in queste terre nel corso dei secoli, e anche una comprensione maggiore di quello che è oggi, perché comunque per spiegare oggi bisogna sempre ripercorrere ieri. No, quindi molte anche contraddizioni difficili da comprendere attuali diventano più chiare se le guardi ricostruendo un po' come avviene, come dire, filogenesi e ontogenesi, no? Un po' come avviene Certo. nella storia delle singole persone, che per capire come stai oggi devi sapere che cosa hai vissuto tu fino a ieri. Quindi, Senti, e sì. poi c'è questo libro Notte di Vigilia, questo sono tutti pubblicati tra l'altro dalle officine editoriali d'Acleto. Che cos'è Notte di Vigilia? Allora, Notte di Vigilia è un quarto romanzo che va oltre la trilogia, è uscito nel 2025, dopo Bagliori del Sole, quindi dopo l'ultimo della trilogia. È ancora un romanzo storico. In questo caso abbiamo una scelta narrativa sorprendente e coraggiosa, cioè De Seta non prosegue la cronologia della storia fuscaldese verso i tempi più recenti, come ci sarebbe aspettati, ma torna qui indietro, arriva al Medioevo, quindi uno di secoli, che appunto ci rivela quanto la sua curiosità storica sia inesauribile e quanto il territorio di Fuscaldo appunto contenga ancora degli strati di memoria da portare alla luce. In questo libro siamo nel Medioevo, 1259, quindi il Medioevo europeo nel pieno del suo fermento spirituale e intellettuale, l'epoca delle grandi cattedrali gotiche, delle crociate, degli ordini mendicanti, francescani, domenicani e di una tensione religiosa che attraversa tutta la società, dai papi ai contadini. In Calabria, in questo stesso periodo, si consuma l'eredità di uno dei pensatori più originali e visionari, che sicuramente tu ami, ne sono sicura, dell'intera storia cristiana, che è Gioacchino da Fiore. Sì. Gioacchino da Fiore, siamo tra il 1100 e il 1200, fu monaco cistercense calabrese e lui elaborò una delle più audaci teologie della storia medievale, cioè nella sua visione la storia umana era divisa in tre grandi età: l'età del padre, che corrispondeva all'Antico Testamento, l'età del figlio, tempo della Chiesa di Cristo, e l'età dello Spirito Santo, che invece è una terza età ancora a venire, dove gli uomini avrebbero raggiunto una perfezione spirituale superiore, libera dalla mediazione istituzionale della Chiesa. E secondo i suoi calcoli profetici, questa terza età sarebbe iniziata intorno al 1260. E questa sua profezia aveva agitato profondamente la Calabria e l'intero Occidente. Quindi, quando ci si avvicinò a quell'anno, l'attesa cominciò a mischiarsi di terrore, di speranza. Era un'attesa anche difficile da sostenere, perché non si sapeva bene cosa aspettarsi, no? La fine del mondo, una nuova era spirituale di luce, l'Apocalisse.
voglio dire, questo caos di aspettative, De Seta ambienta il romanzo, quindi nell'ultima notte di quell'anno, cioè del 1259, quindi la vigilia di questo. Ti ricordi quando scattò il capodanno tra il 99 e il 2000? Sì, mi ricordo. Mi ricordo e come. Cioè, ma sì, venne tutto quell'ansia millenaristica, e tra l'altro non fu tanto quello quanto gli anni che portarono verso la fine del secolo. Sto parlando dagli anni 70 fino a buona parte degli anni 90, ci furono anche dei suicidi di massa clamorosi, di gente che aveva paura, di gente che aspettava l'avvento di una nuova era, di gente che si aspettava l'apocalisse. Sì, ci fu un millenarismo esattamente come il 1000 e non più 1000 e come l'eresia gioachimita, che poi eresia non era. Mi piace ricordare però che Gioacchino viene ricordato anche dal sindaco santo di Firenze, da Giorgio Lapira, che nel 74, parlando con Enzo Biagi, gli disse che questa sarebbe stata, e lui ci credeva, l'età degli artisti e dei bambini. Degli artisti credo che ci siamo, dei bambini mi pare proprio di no, però questo è tutto da vedere. Mi sorprendi sempre con queste tue citazioni ultracolte. Bah, ultracolte, sono solo un uomo curioso. Dovrebbe essere Italia, il libro di Enzo Biagi del 75, che racconta, che a un certo punto cita questa roba qua che gli successe durante un'intervista. Dice: deve avere speranza perché l'ha detto Gioacchino da Fiore, questa sarà l'età degli artisti e dei bambini. Un personaggio straordinario, Gioacchino. Sì, comunque questo romanzo si apre nella chiesa di San Giacomo Fuscaldo in questa ultima notte del 1259, quindi puoi immaginare tutto il paese si raccoglie in preghiera, questi occhi spalancati dalla paura, chi prega, chi pensa di morire. Si attende questa vigilia, si attende la mezzanotte, secondo cui la profezia tutto sarebbe dovuto cambiare oppure finire. E la cosa veramente straordinaria è che De Seta costruisce un affresco corale, cioè non c'è un singolo protagonista eroico come nei romanzi precedenti, ma una comunità intera che condivide la stessa paura, lo stesso brivido esistenziale, direi, no? Sì. E la folla del paese, quindi con tutte le sue differenze, il nobile, il contadino, il vecchio, il giovane, il penitente, lo scettico, è proprio la folla del borgo che diventa il soggetto collettivo della narrazione. E in questa notte sospesa appunto tra la fine e l'inizio, ognuno fa i conti con se stesso, con i propri peccati, con le proprie speranze, con le proprie miserie. Quindi il titolo stesso, appunto, Notte di Vigilia, gioca su una doppia valenza, no? Che è la vigilia di un anno nuovo, ma è anche la vigilia, la veglia dell'attesa di qualcosa di trascendente, di terrificante, di ignoto che potrebbe venire. Cioè la notte in quel tempo sembra fermarsi, ogni certezza sembra dissolversi. E quindi il romanzo custodisce un segreto, no? Un segreto che, così come la comunità custodisce la sua memoria antica. Quindi è un territorio narrativo nuovo rispetto ai 3 romanzi precedenti. È il romanzo ambientato più indietro nel tempo, perché se guardiamo i 3 precedenti, quello ambientato più indietro nel tempo era appunto La Croce di Sangue, ambientato nel 200, no? Quindi 300 anni prima. E quindi questo romanzo amplia enormemente l'orizzonte cronologico dell'intera opera di De Seta, che ora abbraccia quasi 7 secoli di storia fuscaldese e calabrese. E poi un'altra novità stilistica rilevante, appunto, a parte questo affresco corale di umanità, è che la sua scrittura è come illumina, no? Illumina il buio, quindi è questa sua capacità di fare della paura collettiva una lente per guardare l'umanità in tutte le sue sfumature, e poi forse il contributo più importante che lui dà in quest'opera. E considera che l'ha scritta a 86 anni, Direi. nel 2025, quindi è la testimonianza di una vitalità intellettuale e narrativa
eccezionale, no? Di un uomo che continua con la stessa passione di sempre ad amare la sua terra e anche a costruire percorsi politici per il futuro, perché lui ancora adesso è attivamente impegnato in politica ed è stato sicuramente uno dei, come dire, una delle persone di cui essere orgogliosi, non è che ne abbiamo avute tante persone qua di cui essere orgogliose. Lui sicuramente sì. Quindi guardando questi 4 romanzi nel loro insieme possiamo dire che il primo tema è quello del coraggio dei piccoli contro i grandi poteri, no? Sì. Quindi nel romanzo la comunità fuscaldese si trova di fronte a queste forze enormi, l'Inquisizione, la Corona di Spagna, i Borboni, e in ogni romanzo qualcuno trova il coraggio di resistere, di non piegare la testa, di scegliere la propria coscienza contro l'obbedienza cieca, che poi è quello che si cerca di insegnare anche nelle scuole ai bambini, quindi anche una valenza pedagogica, no? Appunto non dire sì, non abbassare la testa, mantieniti coerente e coraggioso con i tuoi ideali, con quello che tu credi, che poi è anche il grande problema del Sud, no? Di questo... Certo. Il secondo tema è quello dell'amore come forza capace di attraversare le barriere sociali e storiche, perché in ogni romanzo c'è una storia d'amore che si intreccia con la grande storia. E qui De Seta sembra voler dire che anche nei momenti più bui, anche quando la storia stritola le singole esistenze, l'amore resta un atto di resistenza. Poi il terzo tema è quello della memoria come dovere civile, quindi è proprio con dovere suo, no? Lui scrivendo questi romanzi non fa solo narrativa, fa un atto di responsabilità intellettuale, l'ennesimo, nei confronti della propria comunità. Questa è una Infine cosa che il quarto apprezzo tema. molto. Sì, e infine il quarto tema è la complessità morale, perché i suoi romanzi non sono in bianco e nero, lui non è un uomo in bianco e nero, lui è un uomo che conosce la complessità, la gestisce, la cavalca e la indirizza, che è una grande dote in politica questo, Sì. sì, che traspare anche nei suoi romanzi. Quindi i Marchesi di Fuscaldo appaiono sia come traditori nel primo romanzo che come committenti di azioni valorose nel secondo. Quindi la storia ci dice sempre ci dice De Seta che è sempre più complicata di come ce la raccontano, e questo vale anche per la storia locale. Quindi è vero che sono romanzi storici nel senso più classico del termine, perché ci sono personaggi reali, Garibaldi, Masaniello, il Marchese Spinelli, che si mescolano con personaggi di finzione, e il fondale storico rigorosamente documentato, c'è una grande precisione di dettagli, perché lui fa molta ricerca, no? Si traspare proprio l'abitudine al lavoro archivistico del saggista. Lo stile suo è uno stile chiaro, lineare, armonioso, quindi è piacevole leggere la trilogia. Non è, come dire, non è quella prosa sperimentale della narrativa contemporanea, non è un esercizio, come dire, di narcisismo, come spesso accade, no? Ci sono a volte leggo dei romanzi che sì, sono scritti bene, però capisci che dietro quella scrittura c'è un grande esercizio di narcisismo dell'autore. Qua no, cioè questa è proprio una scrittura al servizio del popolo, come è sempre stata la sua vita, cioè una scrittura al servizio della storia, trasparente e comunicativa, e tu leggendolo vedi che non ci sono ostacoli tra il lettore e la narrazione, ma che è appunto una narrazione accessibile a tutti, non solo agli specialisti. E poi l'ultima cosa, se abbiamo ancora un minuto, Sì. c'è una dimensione lirica. C'è una dimensione lirica che attraversa la sua scrittura, così come attraversa la sua persona, e che affiora nei momenti più emotivamente intensi, quindi nelle battaglie, nelle scene d'amore, nei momenti di morte, di nascita. Cioè in tutti questi passaggi la sua scrittura diventa quasi pittura, diventa quasi poesia, riesce a, come dire, a guardare il mondo. Guarda, Antonino, è una cosa rara, no? È una persona che ha attraversato tanti anni di vita, più di 80 anni di vita, riesca a mantenere sul mondo, nonostante lo conosca benissimo, ci sia entrato, ci sia dentro, lo navighi, lo guidi, riesca a mantenere quello sguardo incantato, poetico, no? E a trasferirlo a noi. Cioè, è quello sguardo che uno magari ha nelle prime fasi di vita, ma che poi perde, perché sai, tutto quello che viviamo, le delusioni, lui lo mantiene. E questa è una grandissima forza della persona e anche dell'autore, di stare dentro e fuori in contemporanea, no? Di mantenere sempre un equilibrio tra quello che è e quello che dovrebbe essere. Quindi, e alla fine dei conti ci pone una domanda, cioè qual è il valore
oggi, me lo chiedo a te, lo chiedo a tutti, cioè qual è il valore della letteratura regionale, locale, radicata nel territorio, ma che spesso è marginale, no? Marginale, magari a Milano vai in libreria, non lo trovi il libro, però poi vai su internet e lo compri, no? Perché cioè, questa letteratura regionale deve restare marginale? Cioè, questa è una letteratura vera che racconta una comunità, un territorio, le eventi storici locali, cioè che raggiunge una verità che spesso la letteratura cosmopolita non arriva a toccare. Quindi che questa tua trasmissione possa essere, dire, la voce anche di questo tipo di letteratura, che poi tra l'altro è la prima volta che parliamo di libri così, credo che sia un po' un valore, come dire, pedagogico di questa tua trasmissione, di questa trasmissione dove parliamo di libri tutte le settimane. O no, come la vedi? Ma io la vedo che c'è un grande romanzo che fanno odiare ai ragazzi a scuola, ma è anch'esso in fondo un romanzo di territorio e sono I Promessi Sposi. Poi Sì. possiamo discutere di quello che I Promessi Sposi rappresentano dell'Italia, perché è un ritratto feroce dell'Italia come è stata, com'è e come sarà sempre, un paese in cui non funziona niente, un paese di amicizie, di muovono al di sopra delle nostre teste e così via. Ma è altrettanto vero che la letteratura in questo paese ha perso questo legame con le radici locali, ha perso. Perché io dovrei parlare di terra? Perché io dovrei parlare del posto da cui vengo? Perché la verità è, come è stata detta da un poeta che per tutta la vita ha scritto solo poesie in dialetto siciliano ed era Ignazio Buttitta, e lui in una delle sue poesie dice: un popolo mette alla catena ed è ancora libero, levategli la tavola dove mangia, il letto dove dorme ed è ancora libero. Un popolo diventa schiavo e si perde quando perde la lingua che gli è stata data in eredità dai padri, allora è persa per sempre. Ecco, è la stessa cosa. Un popolo che perde memoria di se stesso, che perde contezza di se stesso, è un popolo finito, che non è in grado di dare più alcun contributo. E invece una nazione è varietà nell'unità. Siamo tutti italiani, certo, questo è sicuro, ma ognuno con una propria storia. Non vuol dire che la mia sia migliore della tua, vuol dire che sono diverse. Però se ci sediamo e le ascoltiamo tutte assieme, forse alla fine concluderemo che qualcosa ci appartiene, qualcosa ci unisce. Sì. Infatti dovrebbero essere premiate le persone che riescono a raccontare la storia nazionale Sì. partendo dal locale, no? Anche quando io facevo giornalismo, il mio giornalismo era appunto non è mai stato un giornalismo di gossip, di politica, ma sempre di storie di persone, no? Che sono le persone, anche quando mi sono occupata delle vittime innocenti di mafia, e lui fa un po' la stessa cosa, no? Perché La Croce di Sangue, La Conchiglia d'Argento, Bagliori nel Sole e anche Notte di Vigilia ci raccontano alla fine che da un piccolo comune del Tirreno calabrese sono partiti uomini che hanno fatto la storia d'Italia, o che almeno hanno scelto di stare dalla parte giusta, e ci dicono che anche nel Medioevo più buio una comunità può trovare il coraggio di riunirsi, di pregare, di sperare, anche quando la fine del mondo sembrava imminente. E quindi alla fine ci dice la cosa più importante di tutte è che la storia è fatta di scelte individuali, quindi non solo grandi condottieri, re, viceregine, generali, cardinali, ma anche un soldato di Ventura che davanti a una folla di affamati sceglie di abbassare le armi e di unirsi a loro, di un giovane che preferisce l'infamia pubblica all'obbedienza ad un ordine giusto, o di un volontario che sale su un piroscafo diretto a Marsala sapendo che potrebbe non tornare. Ecco, questi sono i personaggi di Gianni De Seta, e attraverso di loro ci parla anche di noi e ci richiama alle nostre responsabilità individuali, nella nostra quotidianità, la responsabilità di scegliere sempre da che parte stare, in modo responsabile. Non è facile saltare sul carro del vincitore, no? E quello lo sanno fare tutti. Sì, sì. Senti, le notti di vigilia, per concludere, le notti di vigilia sono anche delle notti in cui non c'è solo la paura o la speranza, sono anche notti in cui si tracciano dei bilanci della propria vita, bilanci delle proprie scelte, bilanci, potremmo dire, per usare il gergo di chi va in barca, punto nave, per vedere a che punto è la nostra navigazione. Ecco, la navigazione di De Seta a che punto è, secondo te?
Ma io credo che lui, la riflessione sulla sua vita in generale, dici sulla sua letteratura, su di noi, su quello che verrà, perché un uomo così è chiaro che non scrive solo per lasciare il passato, ma scrive anche per introdurre al futuro. Allora, De Seta è un intellettuale radicato, proprio voce del mezzogiorno. A livello politico ha fatto Fuscaldo, no? Ha fatto la storia del paese, tanti anni di governo al comune. Non si può parlare di Fuscaldo senza parlare di De Seta. Per anche il padre, lui arriva, cioè, viene da una storia lunghissima, no? Il padre è stato un grandissimo storico, la storia di Fuscaldo è stata scritta da suo padre, è un libro che ancora adesso è in tutte le librerie del Meridione. Quindi lui ha respirato cultura sin da bambino, è un uomo di cultura, è un uomo che ama la Calabria e credo che nella sua vigilia, cioè questa riflessione che diventa appunto letteratura, in questa diciamo terza fase del suo percorso, il suo punto di vista è sicuramente un punto di vista di amore, cioè di amore per la sua terra, ma con diritto, cioè non è tante persone, no, dicono io amo la mia terra, però che cosa hai fatto per la tua terra? Niente. Lui per la sua terra ha speso tutta la vita e continua a spenderla, quindi ha pieno diritto di farlo, di dirlo. C'è una coerenza, no? C'è una coerenza profonda tra quello che dice e quello che è. Quindi sicuramente è una vita spesa, cioè, meglio di così non poteva fare, sia nella letteratura, che poi ha anche una famiglia bellissima, quindi dal punto di vista personale ha messo in piedi una famiglia bellissima, ha dei figli molto in gamba, che sono ben affermati, dal punto di vista politico ha messo in piedi il paese, dal punto di vista letterario è in questo momento l'unica voce che sta raccontando, così come ha fatto suo padre, no? Un po' preso il testimone del padre, che sta raccontando che cosa è veramente, anche se in forma di romanzo, che cosa è stato in questo territorio, come dire, che cos'è l'identità di ognuno di noi legata alla storia, perché sai, quando si parla di apprendimento, andando un attimo in psicologia, cioè tu lo sai quanto l'ambiente influisce sulle persone, no? Quindi sì, certo, ognuno ha il suo carattere, ognuno ha la sua storia familiare, però c'è un'influenza che deriva dall'ambiente. Quindi è chiaro che tutte le persone, dovunque vivano, sono influenzate dall'ambiente, ma l'ambiente non è solo quello che c'è oggi, ma anche cosa c'è stato ieri. Quindi lui, narrando ieri, ci narra oggi. Quindi è sicuramente per me, almeno, a parte che chiaramente si capisce, è una persona che stimo molto, è come dire, la voce del mezzogiorno. E io spero anche che sia premiato, io spero che qualcuno alla regione si renda conto che le sue opere valgono un premio proprio per l'amore per questa terra e per tutto quello che ha fatto. Indubbiamente, indubbiamente. Anna, allora io ti ringrazio come ogni giovedì e insomma al piacere di ritrovarci tra una settimana. Assolutamente sì. Grazie. Grazie a te. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Va ora in onda In attesa di giustizia, casi irrisolti a cura dell'avvocato Claudio De Filippi. Una vita da mediano, lavorando come uriali, anni di fatiche, botte, vinci casomai mondiali. Buonasera, a voi la linea. Grazie a te, cara Natalia, alle 19, 12 minuti e 16 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata numero 1188 di Zoom di questo 7 maggio 2026 e in particolare io voglio salutare il co-conduttore di giornata che è l'avvocato Claudio De Filippi e poi abbiamo la nostra ospite, la signora Francesca, il nome è un nome di fantasia, la voglio ringraziare però per il suo tempo, lei era già stata nostra ospite a gennaio
e chiedo all'avvocato De Filippi di rammentarci chi sia la signora Francesca. Prego, avvocato, ben trovati. Salve a tutti, ciao Antonino. Prego. Buonasera. C'è la signora? Sì, c'è. Ah, signora, salve. Allora, la signora Francesca, dicevamo, nome di fantasia, ha un caso per cui è già stata, ospite. È un caso veramente interessante per quello che è successo e soprattutto per il fatto che oggi, io l'ho già anticipato quando l'ho chiamata precedentemente, praticamente c'è una novità buona. Allora, intanto cominciamo a spiegare un attimo con l'aiuto della signora, così che i radioascoltatori possano capire di cosa si tratta. Ci racconti un po' brevemente, sinteticamente la storia, che poi arriviamo poi alla questione della novità. Niente, questo personaggio è stato arrestato per violenza nei miei confronti e niente, dopo la condanna comunque è stato condannato quando è uscito. Io nel frattempo ho fatto, insomma, siccome appunto era clandestino e aveva più volte era stato espulso, ma senza esito, erano solo dei fogli che gli davano e poi veniva rilasciato. Quando è uscito, invece che, insomma, sapevo che era in questi posti, che doveva essere mandato di nuovo al suo paese, è stato invece, insomma, ha fatto il percorso per ha preso il permesso di soggiorno, gli hanno dato il lavoro e poi penso che ora abbia anche la cittadinanza. E ad oggi poi quando è uscito comunque io ho dovuto fare altre denunce per stalking, perché comunque ha iniziato anche a disturbarmi via social. Io mantenevo lo stesso telefono, per cui anche per telefono ho dovuto bloccare diversi numeri, perché poi mi faceva contattare anche da altre persone. E niente, ad oggi insomma c'è stata appunto un'ulteriore causa che si è conclusa con una sentenza di risarcimento e questa persona nel frattempo è latitante, quindi non sappiamo neanche più. Se la interrompo, una causa penale in cui lui è stato condannato definitivamente per stalking, giusto? Praticamente ne ha avute due, una per violenza quando ci fu appunto il reato e poi quando è uscito per stalking, quindi un'altra sentenza. Ok, allora parliamo della terza causa. Praticamente la signora ha fatto causa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per un argomento che noi di solito in radio utilizziamo abbondantemente, che sono le vittime dei reati violenti, la direttiva 80 del 2004, con le quali i cittadini che sono vittime di violenza possono chiedere allo Stato un indennizzo e un risarcimento. La signora ha avuto un lungo iter, Tribunale di Roma, Corte d'Appello di Roma, che avevamo già raccontato l'altra volta quando era venuta, mi sembra a gennaio, hanno rigettato le sue istanze dicendo che primo grado, mi dica signora se sbaglio, ottiene 25, se ricordo male, ottiene 25.000 euro e lo Stato glieli paga, non subito ma poi li paga. Poi secondo grado lo Stato la condanna. A quanto la condanna? Ce lo può ricordare? Se non ricordo male, no, penso che devo dare sui 5.000 euro. Forse anche il doppio, però comunque da 5 a 10 una bella condanna, in modo che il suo risarcimento praticamente gli ha dato 25.000 euro lo Stato e ne vuole indietro o 5 o 10, ma secondo me più 5.000 euro per grado, per ogni grado, bravo, quindi sì, 10.000 euro. Quindi fondamentalmente la signora cosa ha fatto da gennaio ad oggi? Novità, facciamo ricorso in Cassazione,
Adesso sarà inviata la data della Cassazione a breve, perché ho controllato, mi sembrava che fosse arrivata, invece non ancora, ma tra un po' ci sarà. La signora praticamente si trova in Cassazione a dire no, io non voglio solo 25.000 euro, voglio di più e soprattutto non voglio pagare le spese, perché non è possibile che questa che sia vista come questo diritto paneuropeo, cioè diritto del Consiglio d'Europa, dell'Europa che è unita, che chiede l'aiuto alle vittime, e non è possibile che lo Stato condanni chi chiede aiuto, se no non farà più, nessuno chiederà più aiuto a nessuno. Quindi fondamentalmente però c'è una novità. E oltre la Cassazione, la signora ha saputo da me oggi che è uscita una Cassazione 15, 20, un mese fa, non più tardi, che ricostruisce un po' la questione tra l'indennizzo e il risarcimento, ma prevede, quindi fa una bella ricostruzione anamnesica giudiziaria, ma prevede che quando un cittadino ottiene la somma con una sentenza come la signora di 25.000 euro, possa avere anche gli interessi dal momento in cui è avvenuto il fatto al momento in cui lo Stato ha pagato. E quindi io oggi ho detto alla signora che c'è ancora buona notizia. Quindi lei, signora, io ho fatto 2 calcoli, lei dovrebbe percepire dai 6 ai 8.000 euro di interessi, rivalutazione, interessi moratori su queste somme. Questa mi sembra una buona notizia, certo. Non è che cambierà la sua vita, però meglio di niente. Cosa dice? Cosa dico? Io sto aspettando ancora, cioè già per me 25.000 euro del danno subito non sono niente rispetto a... Comunque le cicatrici rimangono, quelle purtroppo non le leva via nessuno, e veramente cioè considerare dei reati così pesanti, così poco, che valgono così poco, sinceramente non sono contenta, cioè anche allora, se lei signora, intanto le voglio dire che noi siamo andati in Cassazione. Comunque gli interessi va bene, però insomma quello che ho passato non è stato un giorno, sono state violenze subite per mesi, quindi insomma è stato un giorno, 30 giorni, 2 mesi, sono comunque sia dei reati che rimangono sulla pelle della vittima. Io sono una sopravvissuta, quindi mi ritengo fortunata perché sono qua ancora a parlarne, però comunque sia mi ha cambiato decisamente la vita nei rapporti sociali, nei rapporti con gli uomini. Io sono cambiata letteralmente come persona e ad oggi comunque sia di questo ne sto ancora pagando le conseguenze, perché non riesco più ad avere una relazione normale, cioè non ce l'ho, e preferisco chiudermi a riccio perché non mi fido e ho comunque il terrore. Ogni giorno comunque ci sono casi di cronaca, non si risolve mai il problema, lo Stato non fa nulla, si parla anche di scuole, non parte neanche dalle scuole, in realtà se ne parla ma di fatto non si fa in concreto, non si aiuta e non si educa l'uomo, comunque quello che diventerà un uomo, a non diventare violento. Quindi cosa devo dire? Io vabbè, sì, si va avanti, insomma, andiamo avanti, vado avanti per Cassazione e poi si vedrà, insomma. Mi scusi signora, capisco la tragedia che lei ha subito e ancora ne porta le conseguenze, come dice, ma le dicevo, ma proprio per questo, anche da un punto di vista psicologico, psichiatrico, lei è stata aiutata,
ha avuto aiuto o continua a volerne avere bisogno o meno? È una domanda molto personale, quindi mi può anche dire che non mi vuole rispondere. Ho smesso di avere uno supporto psicologico perché comunque comunque se andavo a fare dei colloqui, facevano delle relazioni, però non ho più seguito, diciamo, questo percorso. No, ma io pensavo proprio a una psicoterapia per aiutarla, forse lei ne avrebbe bisogno, e tutto questo rientra proprio in quei costi che il Libro Verde Europeo prevede come aiuti dello Stato ai cittadini, perché se uno deve andare per tutta la vita da uno psicologo, da uno psichiatra, questo è l'aiuto. A volte ovviamente ci sono tante spese che possono essere viste in prospettiva rispetto all'evento dannoso che si è verificato, e quindi lo Stato deve aiutare, anche perché molto spesso chi subisce queste violenze non è più in grado di lavorare come prima, non è più in grado di essere pronto anche sul lavoro, svolgere diciamo del lavoro straordinario, delle ore in più, proprio perché non ce la fa, e quindi ha bisogno di essere aiutato. Allora adesso però, rispetto a questa vicenda che non si è chiusa, poi dopo vedremo, è avvenuto un ulteriore, quindi però volevo dire questo: lo Stato le chiede 10.000, però gliene deve 8, insomma la sua situazione oggi è un po' meno pesante di ieri. Comunque, detto questo, sperando che ovviamente venga cancellata questa condanna ingiusta dalla Corte Suprema, ma io dicevo questo, c'è arrivata un'altra notizia che però potrebbe essere anche questa a far vedere una situazione di un sistema giudiziario che forse andrebbe cambiato, anzi senza forse. Cosa le è arrivato come regalo ulteriormente in relazione a questa causa, signora? No, me lo dica lei. Gli è arrivato il contributo unificato, fa pure rima, no? Ah, ok. Sì. Quanto ammonta? Sì, c'è stato anche questo, che devo pagare i contributi unificati. Quanto ammontano? Ammonta sui 2.000 euro. Aspetti, guardi, Sì. Se può attendere un attimo, controllo. Sì, controlli. Perché mi è arrivato anche del primo mail. grado, signora, così siamo precisi, anche del primo grado o solo del secondo? Allora, a me mi è arrivato via mail dal suo studio. Lo so. Allora, parla. L'agenzia si nota quanto pervenuteci. Allora, praticamente, mentre la signora cerca, vado a illustrare questo particolare. La signora è stata vittoriosa in primo grado, quindi la signora non deve pagare assolutamente nulla del primo grado per il principio di soccombenza. Deve pagarlo lo Stato, deve pagarlo la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il primo grado, infatti adesso chiediamo a lei che sta controllando. Per quanto riguarda l'appello, la signora è soccombente, però la signora dice un'altra cosa, e vado ad anticipare. Se io sono in una situazione di gratuito patrocinio come sono io, perché devo pagare il contributo unificato? Numero uno. E in ogni caso, vado ad anticipare, se io sono vittima di un reato violento, è giusto che, come le donne che subiscono, e in questo senso lei ha anche subito il codice rosso, cioè ha denunciato e ha fatto condannare per stalking, ma devo pagare il contributo unificato nonostante sia vittima conclamata di violenza? Questo, ecco, è un vulnus della legislazione che, così come ha stabilito che le donne che sono vittime di codice rosso non debbano pagare alcunché, sarebbe giusto che le vittime di reati violenti non debbano pagare nulla, proprio perché chiedono aiuto allo Stato e non debbano pagare contributi unificati o addirittura spese di soccombenza abnormi come in questo caso. Per cui noi ovviamente la sentenza l'abbiamo impugnata, vedremo cosa succede, come Stato di diritto. Lei ha trovato, signora, intanto? Pronto?
No, aspetti, mi sta aprendo No. il PDF. Va bene, lei cerchi pure. Io faccio un'ultima considerazione. Allora, per quanto riguarda il contributo unificato, che tra l'altro noi ne abbiamo parlato con l'onorevole Gusmeroli la penultima volta che ci siamo visti, perché l'ultima non c'è stata la trasmissione, praticamente l'ultima volta. Praticamente il problema del contributo unificato è questo, che probabilmente la signora ha assistito a, e poi lo verificheremo meglio, al 200% di sanzioni, dicevamo, cioè l'applicazione delle sanzioni in misura massima, nonostante il decreto 1 settembre 2024 preveda che le sanzioni sono solo nella misura del 70%. La signora non può avere nessuna agevolazione di pagamento perché non esiste la rateizzazione del contributo unificato. E ultima sorpresa di stasera, che non riguarda direttamente la signora, ma riguarda un'evoluzione giurisprudenziale, una sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Cagliari di un altro mio cliente ha stabilito la scorsa settimana che quando c'è una applicazione del contributo unificato si debba valutarlo con i riferimenti minimi quindi il minimo è il 33 o 30% e il massimo è il 70%, per come lo vede l'applicazione retroattiva del decreto sanzioni. Quindi dare il 200% significa a volte sempre triplicare la somma che viene chiesta. Quindi questa situazione qua sostanzialmente va nella direzione di verificare che la signora condannata al pagamento prima 25.000 euro, che lei giustamente considera pochi rispetto alla gravità della situazione, poi condannata inspiegabilmente ma oggetto di appello, di impugnazione in Cassazione a 10.000 euro circa di spese, si vede addirittura un contributo, adesso non si capisce bene se di 2.000 o 3.000 euro, lo controllerà e me lo invierà, quindi abbiamo una situazione che... avvocato, no, è meno, però mi dava un tempo massimo di 1 mese per pagarlo, io non l'ho potuto pagare. Ma quant'è questo contributo? Ha potuto Allora, accettare? solo per la Corte d'Appello, mi dice anche il numero del recupero credito, è di 1.554 euro, tempo 1 mese e scadeva praticamente, non mi dice la data, lei me l'ha girato. Vabbè, me lo mandi che lo impugneremo. Glielo Però mando, al primo grado, via... è arrivato qualcosa del primo grado anche? Ma io adesso guardavo questo, no, penso che sia solo dell'appello, però. Vabbè, questo appello, qua lei ha perso una mail che lei mi ha girato il 19 marzo 2025. Vabbè, San Giuseppe. Allora, però sto dicendo questo, se le applicano il 200% di sanzioni, quello che l'ho detto prima, quindi se da 500 euro lei deve pagare 1.500 e passa, chiaramente lei lo può contestare, alla luce di tutto quello che ho detto. Allora io, di fronte a tutto questo, che abbiamo perso un po' di tempo, volevo che la signora ci dicesse la classica domanda che, come Gigi Marzullo fa sulla Rai, anche Antonino fa. Lei, signora, nonostante tutto quello che è successo, crede ancora nella giustizia? Ci spieghi un attimo. Io ci spero, però sono un po' così, cioè ho anche paura, domanda che le ho avuto anche paura a fare ricorso in Cassazione, però si va avanti, non mi posso fermare e se mi andrà male sicuramente, quasi sicuramente andrà male in Cassazione, si ricorrerà, come dice lei, alla Corte Europea? Certo, no. La Corte Europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo. Ma io le volevo fare un'ultima domanda, signora, sicuramente speriamo che non serva neanche, se la Cassazione facesse giustizia potrebbe anche evitarlo. Volevo dirle questo, ma lei, ultimissima cosa che le chiedo, poi non so se Antonino vuole fare qualche domanda. Lei cosa richiederebbe per questa persona che le ha fatto tanto male? Sostanzialmente, visto che... Ma la prima cosa è che venga subito immediatamente mandato
al suo paese, perché comunque so anche che oltre ad aver danneggiato me e anche prima altre donne, so che ora è latitante e ha fatto del male anche ad altre persone dopo la sua scarcerazione, sempre donne italiane. Ma lui ha ottenuto la cittadinanza, da quello che dice lei, magari sposandosi con qualcuno, con un matrimonio di quelli combinati. Un matrimonio con una cittadina italiana. Ecco, sì. A questo punto, se uno è cittadino italiano, come si potrebbe fare? Si può anche revocare la cittadinanza. Sì, perché alla fine si sarà sposato con l'inganno per ottenere la cittadinanza. Ha iniziato a fare violenza anche su questa persona, che io sappia. Ho anche, diciamo, le prove di quello che dico, quindi perché Antonino, volevi dire qualcosa prima di salutare la signora? Sì, io intanto vi chiedo 10 secondi di pausa, dopodiché torniamo perché vorrei chiedere alcune cose alla signora. Torniamo subito. Va bene. Grazie. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Di nuovo a voi la linea. Grazie Natalia, alle 19:34 minuti e 8 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi, con l'avvocato Claudio De Filippi e la signora Francesca. Ecco, signora, io faccio una domanda che è evidentemente una domanda da bar, perché davanti a queste cose c'è sempre quello con un carico di insensibilità totale che dice: ma tu perché te lo sei sposato? No, ma non sono io. No, io sto parlando della persona che è arrivata dopo. Sì, no, dico, voglio dire, com'è che possono nascere dei rapporti così, che poi sfociano in queste cose? Allora, io della persona, diciamo, che ho appena nominato, che si è sposata, la cittadina italiana che l'ha sposato, non la conosco. So che lei mi aveva cercato di contattare sempre via social e per parlare di lui, però poi dopo sapevo tramite il mio avvocato penalista che questa persona con cui abitava lui, insomma, lui si è reso latitante, sembra che si siano lasciati e lei pubblica proprio a tutti, quindi fa vedere nei suoi vari profili che parla di violenza contro le donne e insomma che lei ha smesso, insomma chiede aiuto e fa presente in questi social che ha dei problemi, insomma che ha subito violenza. Non la conosco io personalmente, però facendo 2 più 2 ovviamente è chiara la situazione. Questo non lo so come ha fatto lui a sposarla, sicuramente magari l'avrà adulata, all'inizio magari si dimostrano gentili nei modi e poi dopo si rivelano tutt'altro. La mia situazione con questa persona era diversa, nel senso che non c'era una relazione. Io l'ho conosciuto, ha fregato il mio numero di telefono a un'altra persona tramite il suo telefono, ha iniziato a chiamarmi, a messaggiarmi, ci siamo incontrati in compagnia con altre persone e poi dopo siamo usciti quel mesetto, diciamo, dove io ero consapevole, ma non era il mio fidanzato. Dopodiché si è rivelato tutt'altro, io ho iniziato a fare le denunce, a cercare di allontanarlo dalla mia vita, e solo che ci sono riuscita dopo parecchi mesi, insieme insomma con i carabinieri, poi l'ho fatta arrestare, però non so com'è la dinamica tra loro, come può una donna italiana sposarsi con lo straniero. Poi non facciamo tutto un'erba un fascio, perché penso che ci sono anche delle brave persone. Però questi personaggi che sono così, già hanno diverse espulsioni, hanno diversi reati a loro carico, sono stati già condannati,
dargli ancora una possibilità qui mi sembra veramente follia, ecco. E non voglio parlare di partiti presi, sinistra-destra, però purtroppo in questo caso specifico è stato aiutato proprio dalla sinistra, quando è uscito, che gli ha dato il lavoro, gli ha dato un alloggio, insomma l'ha rimesso in carreggiata. Una persona del genere, cioè, non sono tutti uguali, ripeto, io non ce li ho con tutti, ci sono anche brave persone, io ho anche vicini stranieri che si comportano bene, si sono ben integrati, lavorano, hanno il loro nucleo familiare, non disturbano, insomma si può avere anche un'integrazione, non sono tutti uguali, però questi personaggi che comunque sono noti alle forze dell'ordine e ai vari tribunali, alle varie procure, andrebbero allontanati, cioè non cambiano. Senta, le volevo chiedere un'altra cosa. Quanto è difficile essere una donna oggi in Italia? Tanto, molto di più di tanti anni fa, penso. Mia madre, che era del 37, ha fatto meno fatica, credo, che ha vissuto l'ultimo periodo, comunque era piccola, era piccina, l'ultimo periodo della guerra, insomma, poi la rinascita, e dove comunque la donna non aveva ancora il diritto al voto, dove non c'era ancora la legge sul divorzio, dove gli veniva, per esempio mia mamma si è dovuta sposare per obbligo deciso dai genitori, dove hanno deciso loro per lei, che era ancora minorenne, che aveva 18 anni, perché all'epoca si diventava maggiorenni a 21. Però penso che lei è stata una rivoluzionaria, perché poi dopo è venuta a Milano, ha conosciuto mio padre, quindi poi è stato vero amore, e nonostante la legge è riuscita a fare quello che voleva, a essere libera. E quando poi nel 74 è uscita quella sul divorzio, si è divorziata e ha sposato mio papà, con cui ha avuto 3 figli. Però è stata sicuramente una rivoluzionaria, ma non cioè è stata dura, cioè, le donne hanno lottato tanto per avere dei diritti, no? Però quello che sta succedendo oggi, la donna comunque è sempre in difficoltà, sembra che comunque c'era insomma, nell'epoca del progresso, la donna è alla fine quella che tiene un po' le redini in casa, è quella che decide, non è più l'uomo, si hanno un po' uno scambio di ruoli, e con loro invece si sta tornando indietro di almeno un secolo, e con loro, diciamo, con queste situazioni qua, ecco. E la donna, essendo anche meno forte fisicamente, purtroppo è quella che poi cade vittima. Cos'altro dire? No, perché poi inizio a sparlare, quindi... No, per carità, ma ecco, vede, io stasera, prima di arrivare a casa e cominciare questa trasmissione, stavo aspettando l'autobus in un paese qui vicino. È passata una coppietta, lui e lei, adolescenti, ed erano tutti e due italiani, classica coppietta di fidanzatini, molto aperta, molto libera, come sono i ragazzi oggi. Lei che cosa direbbe a una ragazza adolescente di oggi? Di stare attenta. Vabbè, ma anch'io ho una figlia adolescente, quindi lo dico come se fosse mia figlia. Bisogna stare molto più attenti. C'è sempre stato, diciamo, anch'io venivo attenzionata da mia mamma, no? All'epoca. Però adesso bisogna stare molto più attenti, anche di fronte a quel bravo ragazzo che ti sembra tanto un bravo ragazzo, che sia italiano, che sia straniero. Vediamo oggi il caso di Sasi, Sempio, insomma, è nella cronaca proprio attuale, no? Proprio oggi che si sono concluse le indagini, quindi parliamo anche dei ragazzi di casa nostra,
cioè non necessariamente che siano stranieri. E anche quello che ti sembra tanto bravo e tranquillo in apparenza, quindi bisogna stare super attenti, non darsi così, e comunque di relazionarsi molto con i genitori, parlare, raccontare piuttosto che tenersi tutto dentro. Cioè, tipo, io ero grande quando mi è successo, avevo già 35 anni e all'inizio mi vergognavo di raccontare cosa mi stava accadendo a mio padre. Però poi dopo ho detto, se non ne parlo non si risolve il problema. Quindi alla fine ne ho parlato e abbiamo risolto. E l'ho fatto io a 35 anni. Bisogna farlo subito, cioè quando si inizia a intravedere che c'è qualcosa che non va nella relazione, solo anche anche solo che inizia ad alzare la voce, è già un primo segnale d'allarme, no? E comunque parlarne con gli amici, con le amiche, con i genitori, più persone sanno meglio è. E mai isolarsi, mai avere paura di raccontare e di vergognarsi. Questo è un consiglio che do a tutti, a tutte, ma perché appunto lo vediamo anche il caso di Giulia, che non ne parlava, comunque aveva, diciamo, non dico paura, però aveva forse tenuto, per tenerlo buono, insomma, l'ex fidanzato, allora si è vista e aveva preso un po' la cosa su gamba, e invece doveva parlarne di più, doveva parlarne di quella ossessione che aveva lui nei suoi confronti, nei suoi riguardi, e magari le cose sarebbero state diverse, i genitori sarebbero intervenuti, il padre, la sorella, anche gli amici, no? Certo. Quindi questo, tutto quello che comunque succede ci insegna che ne dobbiamo sempre parlare quando abbiamo comunque qualche campanello d'allarme, di cercare di, insomma, non dico che vabbè, non è che devi lasciare alla prima orlata la persona, però sicuramente riflettere e essere un po' più diffidenti, perché purtroppo questa società, questo ci porta ad oggi, bisogna, insomma, l'unica tutela è questa, ecco, parlarne, essere più in allarme di prima, cose che magari anche se ti alza la voce o magari parte il primo schiaffo, può capitare. Il può capitare non deve più capitare. Molto bene. Di lasciare perdere, ecco, perché quello lì è un segnale che la persona, insomma, potrebbe andare oltre, ecco. Molto bene, io la ringrazio. Se vi alzano le mani, denunziate. Avvocato, grazie e ci ritroviamo martedì prossimo. Grazie a tutti, salve. Grazie ancora. Buonasera, grazie a voi. Grazie, buona serata. Grazie. Noi chiudiamo qui, appuntamento domani alle 18:15 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. Ci salutiamo con gli alunni domani alle 17:30 c'è Chilometro Zoom con Lorenzo Viviani. Gli alunni del Sole, guardi me, guardi lui, del 1976. E ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Lei non l'avrebbe mai fatto perché